Quali sono in breve le origini di questa chiesa? La chiesa attuale è stata costruita all'inizio del 1800 perché l'antica chiesa non era più capiente per il numero dei parrocchiani. L'hanno costruita intorno alla vecchia chiesa. Quando questa è stata finita hanno distrutto la vecchia chiesa e abbiamo perso un gioiello d'arte, perché era la chiesa più antica della Valtaro, era in stile romanico, era meravigliosa. Era stata costruita con i sassi che portavano a spalla gli uomini quando venivano a messa la domenica e li prendevano in una cava qui vicino. Quando è stata rifatta questa nel 1800, i sassi li hanno tenuti per costruire il campanile che si vede ancora in pietra. Come mai in questa chiesa c'è la devozione a Maria Bambina? Viene dall'Oriente, è arrivata in Italia intorno al 1000. Dato che qui vicino passa l'Alta Via, che è una via di traffico tra i commercianti che andavano dal Piemonte alla Lombardia, alla Liguria e alla Toscana. Già a quei tempi, senza strade, niente, si sapeva che in questo piccolo paese c'era una chiesa in cui c'era la devozione alla Natività di Maria Vergine. C'è una statua sopra l'altare, molto bella, luminosa. Ci vuoi raccontare questo? È stata donata, sembra, verso la fine del 1400. Secondo la tradizione orale è stata donata da Santa Caterina dei Fieschi di Lavagna. Dei documenti hanno attestato che lei conosceva molto bene questa zona. Ecco, questa chiesa è santuario, c'è una tradizione legata a un'apparizione della Vergine? Una tradizione orale che si perde nei tempi. Dice che qui c'era un grande prato con un roseto. Su questo roseto sarebbe apparsa la Madonna. Allora il roseto non è stato distrutto. Sopra il roseto è stato costruito l'altare.